San Donà, sgominata una banda di origini sudamericane nel San Donatese, erano trasfertisti che operavano in tutto il Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia e avevano messo radici tra la città del Piave e Musile. All'alba del 4 agosto, nel territorio dei due comuni, i militari del nucleo investigativo di Vicenza, con i carabinieri della compagnia cittadina, al termine di una lunga attività di indagine nei confronti dei banditi che commettevano furti lontano dal veneziano per poi tornare alle rispettive basi, hanno portato a termine una serie di perquisizioni e fermi. Nel corso dell'attività sono stati arrestati un 51enne colombiano e un 32enne della Costa Rica, entrambi pregiudicati e domiciliati in via Giorgione. Sono stati trovati in possesso di refurtiva costituita da biciclette, oro, scarpe, abbigliamento e orologi, il tutto di provenienza da più province del Veneto per un valore complessivo superiore ai 15.000 euro. Sono stati requisiti anche attrezzi utili a mettere KO i sistemi di antitaccheggio, oltre che 350 grammi di cocaina purissima ancora da tagliare. Altre persone sono state denunciate. Tessera. Oltre 15 milioni di euro è il denaro in contante che gli agenti della Guardia di Finanza hanno scoperto occultato tra i bagagli al seguito dei viaggiatori negli ultimi 12 mesi all'aeroporto Marco Polo. Le attività di controllo dei finanzieri e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane in servizio nello scalo veneziano hanno permesso di evitare che oltre 6 milioni di euro lasciassero l'Italia in maniera occulta. Sono oltre 1.000 invece i passeggeri provenienti o in partenza da località europee o internazionali scoperti con valuta oltre soglia al seguito nel momento dell'arrivo. I numerosi soggetti verbalizzati, veri e propri corrieri del denaro, appartengono a varie etnie, per lo più cinesi, russi, italiani, così come sono in costante crescita i fermi nei confronti di cittadini iraniani. L'attività di servizio ha fruttato oltre 1 milione di euro per l'erario. Cavallino. I bagnini del camping Sant'Angelo hanno salvato un bambino di 2 anni dall'annegamento nella piscina della struttura dopo che il piccolo era sfuggito al controllo dei genitori. Egli trasportato da Piazzetta della Libertà, il piccolo è stato ricoverato al reparto pediatrico dell'ospedale di Padova. Il bimbo, scampato all'annegamento per un soffio, prima di immergersi era sfuggito all'attenzione dei 2 genitori svizzeri provenienti dal cantone francese. Durante il periodo in cui è rimasto sott'acqua, il piccolo, data l'età, non è riuscito a trattenere il fiato e ha invece incamerato l'acqua clorata della piscina. I bagnini di vela si sono precipitati e una volta estratto dall'acqua il bambino, che non riusciva a respirare, hanno eseguito passo a passo tutta la procedura che gli ha permesso di liberare le vie respiratorie dal liquido. Jesolo si era avvicinato in maniera furtiva all'ombrellone trafugando il portafoglio da uno zaino lasciato incustodito dal proprietario, ma l'episodio non è sfuggito attorno alle 11 di sabato ad alcune persone che si trovavano in quel momento in spiaggia all'altezza dell'hotel Casablanca, spettatori diretti di un furto in piena regola. Dopo aver allertato prontamente le forze dell'ordine, i 2 testimoni, aiutati da altre 2 persone, si sono messi alle calcagna del delinquente, riuscendo nel tentativo di placcarlo. Il ladro, a quel punto, si tratta di un cittadino marocchino di 27 anni senza fissa dimora, ha estratto all'improvviso un taglierino, minacciando i presenti per assicurarsi la fuga. A quel punto i 4 non hanno potuto far altro che liberare il cittadino nordafricano, preso e arrestato dopo pochi minuti dalla polizia.